questo signore gli fa questa intervista e andato tutta questa cosa crea degrado mentale, psichico, rassegnazione. È andato meglio un morto di tumore che un posto di lavoro in meno, o praticamente 85 posti di lavoro su 13.000 ettari. Su 13.000 ettari 85 posti di lavoro, una misura. Qualcuno mi ha dato questa intelligenza, a questa intelligenza delle lucertole, no? In 13.000 ettari noi non veniamo stati intelligenza, pensi ancora più ordinario, per salute. E questo me ne narra, meglio un posto di lavoro, meglio un morto di tumore che un posto di lavoro in meno. Sapete chi era l'ultimo morto di tumore? Su Vrafo. Io ho un fratello che si chiama Antonio, e come te chiedevo, mi fate assumere nella base di Quirra a lavare i cessi per i tedeschi, gli inglesi, gli americani e gli italiani, in cambio della morte di mio fratello. No, non si vuole. Cioè, non faremo un passo più uso del genere umano. Noi si salto, non sono brutalizzando ciò che è vero. Compreso che non è solo una questione del nanoparticelle, è che abbiamo un tipo di rassegnazione che non si strappa dall'anima. Come ti ho fatto io a bene mio fratello in cambio di un posto di lavoro a pulire eccessivo che sia tipo di esercito militare? A tutto livello siamo arrivati. Pare incredibile e succedendo ove vivi e viventi noi sì. Quindi è necessario acciappare una soluzione politica che tutto si candele, ma noi chiediamo contro i militari se pur de là contro i militari perché questa terra in storia sua non ha mai tragato in battaglia niuna, a parte gli Sardana che noi abbiamo tragato guerra al faraone d'Egitto Ramses II e l'abbiamo anche battuto. No, però non fui messo di spirito di conquista, ma siamo 1600, 2000 anni, 3600 anni senza tragare in guerra niuna. No? Non vogliamo che la nostra terra e le nostre genti siano luogo di progettazione di guerre o di ordigni bellici che hanno questo aeroplanino senza pilota che questo signore se hanno che allargare la pista va a uccidere palestinesi, iracheni, pakistani, più veloce e più silenzioso di quegli israeliani. Noi sì, ma che non mai abbiamo mai pensato di fare un'operazione che è sporca. ISOS, con la collaborazione di un certo ceto politico economico sardo, non sono giunti a una brutalità di questo genere. Si sganciano una bomba a Raione, che in nome si producono ordigni bellici dove mortificano le loro donne e i loro bambini, prodotti e progettati in Sardegna. Tanto noi si chiede chi non muovemos andare. No, la nostra terra non serve ai bus, non serve, che l'alternativa ha bisogno. E bisogno attaccato l'occhio per la fuoco. So troppo lunga la sto dicendo, dai, chiudo adesso, 2 minuti solo, lo racconto tutta e abbiamo finito, no? Qual è l'alternativa? Su 13.000 ettari stiamo parlando, secondo me ormai bruciati, però si potrebbe tentare un risanamento minimo della rimanere. A Ulassai c'è un parco eolico. Mi sa che per la Zevogo incassa 400.000 euro all'anno, giusto per fare un po' di aiuole, di occupare qualche socialmente utili, a pulire le strade, no? Un'elemosina, 400.000 euro, la base. A Ulassai la Saras, signor Moratti, fa un campo eolico di 40 pali. Pare da 2 megafatti e mezzo, le più grandi che esistono, che producono dagli 800.000 una vala a 1.200.000. Quindi un campo eolico pulito, senza nanoparticelle, rende 40 milioni di euro. Che il signor Moratti lo lea, grazie al nostro vento, grazie, bravi, con i caproni sardi. Hai capito? E si compra il suo giocatore se poi ne fa quello che vuole. Quindi a Ulassai va da un campo eolico
che rende, non so se occupa 30 o 40 ettari, anche meno, 40 milioni di euro ogni anno, 40 milioni. La Zevlogo incascia 400.000 euro, cioè la metà di una pala eolica. Quindi questa alternativa, non è che siamo contro le militari, perché no, è che l'autobus sotterraneo può essere pochi in grande produzione. C'è uno studio che hanno fatto questi del CRS4, quello che studiano con Rubbia, che poi bravi noi l'abbiamo fatto scappare, è il termo solare dinamico, lo sono fatto in Pagna, e noi invece che andiamo su nanoparticelle, ma sarebbe un quadrato a 6 km per 7 che potrebbe fornire energia in eterno dal sole per i sardi, a gratis, compreso in quale cul-de-sac noi non che siamo staccato, concettuale, avete avuto una rivoluzione culturale che dobbiamo fare, perché è necessaria una rivoluzione armata, no magari, no, noi si iniziano che cominciano le esercitazioni, blocchi le esercitazioni, se un pastore rimane dentro i 13.000 ettari, e se noi che andiamo in chime mezza, con la chitarra, buffette, dai su tutto un rotto, sai imparare, tutte miliardo, a io in gita qui blocca tutto la carne che mi sta salvo, sono impazzini, vabbè, non cannato commentatore da preparare, via d'orra. Noi in forme eravamo su intelligenti, allegre, non faremo impazzire, perché su chi tocca dai, siamo uno generale, che generale c'è 40 militari, non sono bocchette per il mondo, no? Ma da che tocchiamo su la pecunia, tutto entrano in crisi, entrano in tilt. Quindi bisogna essere alternativa, le forme di lotta non violente con molta fantasia, e bisogna le forme di lotta che smantellano quel dispositivo concettuale e pratico, in cui non narrano che grazie ai militari a noi non campano, che sono le fonti energetiche alternative. Sono esattamente a 5 km dallo sfregio eterno, la devastazione mentale e fisica dei nostri corpi e della nostra anima, e a destra invece la soluzione bella, pulita, alternativa. A noi scegliere. Grazie.